Questa è una cooperativa formata da ragazzi che sono diventati maggiorenni del villaggio SOS e che in un momento di crisi economica insieme con noi operatori sono partiti con questa avventura di creare un forno, di diventare dei bravi fornai e di diventare dei bravi panettieri. Il servizio di accoglienza educativo-assistenziale, rivolto inizialmente ai minori in difficoltà, si evolve e lancia in pompa magna la sua proposta alla città di Vicenza. Una degustazione in piena regola, in collaborazione con gli chef vicentini, allestita sotto la loggia del Capitaniato, sabato e domenica prossimi. Protagonista un pane speciale, elaborato in collaborazione con l'Università di Padova, Scienza dell'Alimentazione. Si chiama Pan Cecilia, è un pane che è povero di carboidrati, ricco di fibre e di omega 3. In questo momento stiamo vedendo quello che faremo, presenteremo noi in Piazza dei Signori il 31 e il 1 settembre. No? Usiamo il Pan Cecilia offerto dalla nostra associazione SOS del Villaggio di Vicenza e noi ci abbiniamo a questo pane dei prodotti locali, territoriali. Avremo il baccalà alla vicentina, avremo la porchetta, avremo i carciofi, avremo tutti i prodotti che si abbinano a questo pane. 9 i ragazzi neopanettieri che si alternano al forno e alla rivendita e propongono alla città un'iniziativa benefica ad animare il centro storico. Nel weekend i giovani hanno mobilitato anche Alberto Tomasi, in azione con le sue sculture vegetali e di pane, non facendosi mancare neppure il dolce. Pochi sanno che il tiramisù di Treviso è nato nell'Ottocento e le famiglie povere utilizzavano come supporto anziché pan di Spagna, tipico delle pasticcerie viennesi o i savoiardi, il pane semplice, anche il pane vecchio, la mollica, perché non avevano i soldi. E ho qui fatto un tiramisù che ricorda questa ricetta tradizionale e originale di Treviso.